Il presidente di Pordenone Fiere, Renato Pugliatti, a pochi giorni dal via di una delle manifestazioni che rappresenta un autentico fiore all'occhiello per la fiera di Pordenone, vale a dire la fiera del radio amatore. Sì, siamo giunti alla 52esima edizione, 300 quasi gli espositori, 30.000, 35.000 sono le persone che noi ci aspettiamo quest'anno visitino questa bellissima fiera, perché è una fiera che racchiude in due edizioni, quella primaverile e quella autunnale, tutto quello che è di bello del passato, quindi da qui il nome radioamatore, per arrivare alle moderne tecnologie, le tecnologie informatiche, le tecnologie di trasmissione dati, le tecnologie che più si adattano al futuro, e quindi indubbiamente è una cosa importante con tutte le novità di quest'anno, compreso la fiera col broadcasting della fiera, che viene continuamente messo in diretta sulle riprese fatte durante questa edizione. Ecco Presidente, ultimamente si è molto rafforzata questa sinergia tra fiera e comune di Pordenone. Ci vuol dare qualche elemento in più? Sì, il comune di Pordenone è per noi una doppia valenza. Il nostro azionista di riferimento, essendo colui che detiene il maggior numero di azioni di questa società, e dall'altro colui che regola la vita della nostra comunità, di tutto il nostro territorio. Una grande intesa con questo nostro socio, è diventato un partner in varie iniziative, una di queste Radio Amatore, ne è prova anche la presenza dell'assessore Tropeano in questa diretta che abbiamo fatto per la presentazione alla stampa, ma in tutto quel che sarà il futuro di questa fiera. Tutte le fiere saranno collegate al territorio di Pordenone e in particolar modo alla città di Pordenone.